Siciliano tipo strano, mi spicchio la semenza, mi posso fare senza, ogni tanto mi arrabbio se mi scappa la pazienza. Siciliano tipo strano, domenica la messa, Don Vito mi confessa, perdona l'ho peccato e cominciare da capo. Come si chiama questo nome normale? Michela Oddo. Ah, Michela Oddo. Ragazzi, signore, l'artista Michela Oddo che ci spiega questo quadro, questa opera. E allora, questa è una copia d'arte di Van Gogh. Non dico niente. È La notte nel caffè. È un quadro Da riprodotto. Sì, perché sì. bisogna specificare, se no poi arriva a finale. No, una riproduzione. Una riproduzione. Quanti incontri abbiamo fatto per realizzare questo quadro? Abbiamo fatto tanti incontri. Che è pieno di particolari. È pieno di colore, di particolari, colori forti, ombre, molti ciottoli come vedete. Queste tutte pennellate uno per uno. Uno per uno. Sì, sono delle pennellate molto materiche. Quanto tempo ci ha messo per fare? Forse 3 mesi, 2 mesi e mezzo sicuro. Sì, molte lezioni. Sì. Allora ti faccio una domanda difficilissima. Sì. Quanti tavolini ci sono su questo quadro? Un bel po', una decina. Non l'hai contati mai. 14! Dopo 3 mesi, dai, voglio dire. Non li ho contati. Non l'hai contati mai. È bello l'effetto della notte. Mi piacciono i colori, è molto romantico anche, ci sono proprio entrata dentro in questo quadro e mi vedevo danzare in questa piazzetta con Van Gogh. Come Con Van Gogh. Con Van Gogh, addirittura. Era un ballerino Van Gogh? Ma non lo so, però io mi vedevo, Lì. lo amo perciò. Come ti dicevo io, le pennellate così, mettili belle veloci, perché tanto lui era ubriaco quando ha fatto mi piace molto la tecnica che Van Gogh usa e penso che non ho esagerato nel fare le pennellate, però mi sarebbe piaciuto ancora più materico, ecco, con più colore. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a Michela Oddo, l'artista di questo Ciao. Van Gogh. Riproduzione. Riproduzione. Siciliano tipo strano, mi spicchio la semenza, mi posso fare senza, ogni tanto mi arrabbio se mi scappa la pazienza. Siciliano tipo strano, domenica la messa, Don Vito mi confessa, perdona l'ho peccato e cominciare da capo.